Innanzitutto anch'io vorrei ringraziare i proponenti della mozione che hanno dato vita a questo percorso, lei per aver tenuto il tavolo tra tutte le forze politiche, gli uffici che ovviamente hanno seguito i lavori del tavolo, cercando di fare una sintesi non facile tra quelle che sono sicuramente le diverse istanze che ogni forza politica ha cercato anche di portare durante i lavori di questo tavolo. È sicuramente per noi un momento importante, probabilmente possiamo definirlo il più importante di questa legislatura nel momento in cui decidiamo di dare veramente una ripartenza a questo territorio. L'abbiamo definita terza ripartenza, ricordando ovviamente le due precedenti e quelle che hanno fatto seguito sia alle guerre mondiali che al terremoto del 76, che hanno messo tragedie, che hanno messo in ginocchio le nostre popolazioni e da cui siamo usciti e da cui i nostri cittadini, il nostro popolo è riuscito a dare il meglio di sé per poter creare anche quelle eccellenze che tutto il paese, ma in alcuni casi potremmo dire anche tutto il mondo, se pensiamo ad alcune nostre produzioni del settore primario e secondario che hanno avuto modo di conoscere il Made in Friuli e hanno avuto, o il Made in Friuli Venezia Giulia, ma eh, per vederci primeggiare anche in molti settori. La sanità sicuramente era uno di questi settori, un fiore all'occhiello per la nostra regione. Abbiamo avuto ovviamente dei risultati importanti per la ricerca, per l'istruzione, anche per i nostri enti universitari, tra cui proprio uno di questi, come si è ricordato, anzi più di uno di questi, si è ricordato, sono nati proprio da una di queste due ripartenze. E quindi con queste premesse noi ovviamente ci auguriamo che si possa guardare con fiducia al futuro e a questa terza ripartenza e ci auguriamo ovviamente che chi avrà la responsabilità poi di usare i fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con quelle che sono le linee di indirizzo che quest'oggi il Consiglio regionale dà alla Giunta, sia poi ovviamente all'altezza del compito cui sarà chiamato, con tutte le difficoltà che abbiamo anche già ricordato quest'oggi in aula. Noi abbiamo quindi il compito come Consiglio regionale di indirizzare la Giunta su quali sono gli ambiti in cui intervenire. Il Movimento 5 Stelle, pensavo anche ieri durante l'ultima seduta del tavolo che abbiamo tenuto in quest'aula, nel 2013 si è presentato alle elezioni politiche con tre slogan, oltre ovviamente agli altri che tutti quanti conoscete. Ma i manifesti che appendavamo in giro per la regione, in giro per le nostre vie, avevano tre slogan che erano: nessuno deve rimanere indietro, usciamo dal buio e sviluppo delle piccole e medie imprese. Queste, secondo noi, potevano essere e dovevano essere chiaramente le linee guida per uscire da quella che era la crisi del 2008. Con queste diciamo, idee ci siamo presentati ovviamente agli elettori e abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato poi a governare questo paese. A questi tre, che ovviamente non sono rimasti poi solo slogan e annunci, possiamo aggiungere ovviamente l'attenzione particolare che il nostro movimento ha sempre rivolto all'ambiente, consapevoli, come si diceva, che solo garantendo un ambiente salubre e pulito possiamo garantire la qualità e migliorare anche la qualità della vita dei nostri cittadini. Abbiamo cercato di concretizzare, quindi rendere effettivi questi annunci
e l'abbiamo fatto, prendo ad esempio, con due misure. Il reddito di cittadinanza, laddove ovviamente abbiamo dovuto ribadire che nessuno deve rimanere indietro, il super bonus al 110%, che ci permette non solo di dare lo sviluppo che in questi mesi vediamo anche al settore dell'edilizia e alle piccole e medie imprese, ma ovviamente ci fa dare sì un occhio anche al futuro per quanto riguarda l'efficientamento del nostro patrimonio residenziale. Ed è anche su questo che dovremmo puntare per poter compiere veramente un passo in avanti e poter uscire dal buio anche di questa pandemia. Abbiamo accolto con favore l'introduzione nella risoluzione che andremo a votare fra poco e siamo convinti che il vero valore di questa risoluzione non stia solo nei contenuti e negli, anche qui, principi e nelle linee guida che verranno votate, ma possa ritrovarsi nel voto unanime che questo Consiglio regionale andrà, diciamo, a dare a questa risoluzione. Abbiamo voluto inserire parole come la tutela della biodiversità, la digitalizzazione e innovazione anche nell'ambito dell'agricoltura, con l'agricoltura 4.0 di cui ci ha parlato anche in quest'Aula il ministro Stefano Patuanelli. Abbiamo voluto inserire un'attenzione verso la sanità pubblica. Abbiamo fatto un accenno ieri anche all'importanza che su questo può avere anche quel cambio di logica, di mentalità, anche quando parliamo di sanità, cercando di concentrarsi più sulla prevenzione, ovviamente, delle malattie e non solo sulla cura e il dover seguire poi i malati con tutto quello che ne comporta. Va a questo punto fatto un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del nostro sistema sanitario regionale, perché è ovviamente anche grazie a loro che possiamo parlare di ripartenza e se lo possiamo fare ovviamente oggi con una certa fiducia verso il futuro. E giustamente, come si diceva in un passaggio del tavolo ieri, è grazie alla sanità pubblica se possiamo ovviamente dire di aver fronteggiato il coronavirus, magari limitando tutti i danni che, diciamo, tutti noi possiamo immaginare. Abbiamo voluto inserire anche nelle premesse quel richiamo al contrasto delle mafie e della criminalità organizzata per un semplice motivo. Ci sono moltissimi miliardi che da qui ai prossimi mesi verranno messi a disposizione e non solo per grandi opere e noi riteniamo ovviamente, come immagino tutti quanti, però lo vogliamo ribadire con forza, questi miliardi devono andare ai cittadini onesti della nostra regione e del nostro paese e non ai cittadini disonesti che già si stanno muovendo per poter mettere le mani sopra quei miliardi. Tutti questi sono concetti per noi importanti, come anche ovviamente il raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, alla riduzione delle emissioni, con anche qualche ovviamente sforzo in più rispetto a quello che già ci chiede l'Europa. E ovviamente questi concetti importanti noi li abbiamo voluti inserire, vedere scritti nero su bianco anche in questa risoluzione, perché sarà nostro compito anche aiutare ovviamente la Giunta per quanto possibile a raggiungere questi obiettivi, ma soprattutto a vigilare che questi obiettivi vengano poi raggiunti e ovviamente che siano effettivamente importanti per la nostra regione. Una regione a statuto speciale, grazie alle nostre ricchezze, soprattutto quelle linguistiche, e lo diciamo spesso, ma per rimanere speciali in questa occasione, così come ovviamente da statuto speciale
ci viene richiesto, noi dobbiamo dimostrarci di essere responsabili. E in questo caso possiamo dire ancora di più che abbiamo la responsabilità di proporre azioni, misure e anche opere da realizzare in maniera veramente responsabile per far sì che ci sia un'effettiva ricaduta sul nostro territorio. C'è un accenno alla, faccio una piccola parentesi puntuale, c'è un accenno alla velocizzazione e anche alla capacità della nostra rete ferroviaria. In questi anni abbiamo capito che non servono per forza grandi opere, megatunnel e devastazione del territorio per raggiungere quegli obiettivi. Si può fare responsabilmente anche perseguendo ovviamente altri sistemi, soprattutto tecnologici, che nel 2021 e da qui al 2026 possiamo tranquillamente ottenere. E quindi ribadisco e chiudo, vado a chiudere, Presidente, con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle in questa risoluzione, che non vuole essere una delega in bianco, ovviamente, a chi ci governa, a chi avrà la possibilità poi di prendere le decisioni finali, ma come detto sarà una verifica costante affinché queste risorse vengano spese con responsabilità per il bene comune, per il bene del nostro ambiente e per il bene dei nostri cittadini. Grazie Presidente.